Allora, rientriamo e con un contributo, il contributo numero 2, dalla cortina di ferro al muro di Berlino. Dalla cortina di ferro al muro di Berlino. Americani, russi e inglesi avevano discusso più volte su cosa fare della Germania una volta che la guerra fosse finita. Roosevelt e dopo di lui Truman, presidenti degli Stati Uniti, Stalin per l'Unione Sovietica e Churchill per l'Inghilterra, avevano preparato numerosi progetti per dividere la Germania in 3, 4, anche in 5 stati indipendenti, con mappe già pronte e piani più o meno precisi per la politica e l'economia. La conferenza di Potsdam nel luglio del 1945 fu l'ultima che vide riuniti i 3 grandi vincitori del secondo conflitto mondiale. La Germania e l'Austria furono suddivise in 4 zone di occupazione amministrate dalle 3 potenze vincitrici, a cui si sarebbe aggiunta la Francia. In quella occasione furono stabiliti anche i confini tra Polonia e Germania, che furono spostati su richiesta di Stalin. Non si trovò invece l'accordo sull'ammontare dei risarcimenti e per questo motivo fu deciso che all'interno della propria zona di occupazione ogni potenza avrebbe gestito la cosa in modo autonomo. Nel 1946 Stalin parlò dell'inevitabilità di un conflitto tra mondo capitalista e blocco socialista. Ad aggravare la tensione contribuiva anche l'arma atomica. L'inizio della guerra fredda avvenne nel 1947, quando fu Truman a parlare di 2 modi di vita contrapposti, uno fondato sul rispetto delle libertà, l'altro sul totalitarismo e sull'oppressione, promettendo un aiuto ai paesi democratici minacciati dal comunismo, inaugurando una politica di contenimento allo scopo di evitare l'espansione dell'influenza sovietica. Tra Stati Uniti e Unione Sovietica lo scontro ideologico si infiammò, costringendo tutte le nazioni a schierarsi per l'una o per l'altra parte delle 2 superpotenze. La sovranità americana sugli altri stati si manifestò sotto l'aspetto politico-economico, i suoi strumenti militari sono il Patto Atlantico e la NATO. L'Unione Sovietica sceglieva invece la politica della sovietizzazione, imponendo, spesso con colpi di Stato, i regimi comunisti. Stalin diede vita anche al Cominform con lo scopo di legare a sé i partiti comunisti, soprattutto quello italiano e francese. Ben presto episodi di conflitto come la guerra civile in Grecia con l'intervento militare inglese, il colpo di Stato comunista in Cecoslovacchia del 1948 ed altri ancora determinarono l'inizio della guerra fredda. Berlino, isola occidentale nell'area sotto controllo sovietico, fu divisa in 2 parti. Simbolo della guerra fredda sarà il muro di Berlino, costruito nella notte del 13 agosto 1961 con l'operazione Rosa. In 5 ore il muro era diventato una realtà. Berlino Ovest fu circondata con il filo spinato e da sbarramenti presidiati dalle guardie di frontiera. Lungo più di 155 chilometri, di cui 43 dentro Berlino, si trattò più di un confine. Fu una divisione fisica tra i 2 blocchi contrapposti che resterà tale fino al 1989. Elio Romano, ti ricorda qualcosa? Questo muro che è crollato poi 50 Mi ricorda anni molte più tardi. cose, ma prima del muro vorrei anche parlare di un paio di esperienze personali. Negli anni 70 era già manifesta la divisione del quello che si chiamava il comunismo europeo, che poi non era assolutamente omogeneo, con l'Unione Sovietica. E mi ricordo, perché cito questo? Perché tra i partiti comunisti c'era la consuetudine di andare a Mosca, e c'era lo scambio di delegazioni, di cortesie, di visite, di ferie per i dirigenti. A me capitò in quegli anni, io in quegli anni ero un giovane dirigente comunista padovano della segreteria della federazione, di partecipare a un viaggio di cura e riposo di 1 mese con signora, e a livello, al posto di dirigenti di primo piano del Partito Comunista Italiano. Era un modo da parte italiana di dire: non abbiamo più niente a che fare con voi. E io sono stato ospite di questo paese, ho visto cose incredibili. Io chiedevo di farmi vedere
l'arte astratta del cubo-futurismo, mi dicevano non si può perché il popolo non vuole, ma chi è il popolo? Il partito. E alla fine, quando ci furono i convenevoli, lei compagno Armano voi compagno Armano siete un compagno di cultura, cioè, però non siete comunista. E io vi ringrazio per l'ospitalità straordinaria, ma se voi mi dite che non sono comunista, io apprezzo questa cosa, perché se i comunisti siete voi, tutto durante un brindisi così molto, molto ironico. Questo anni 70, era già consumata la divisione, l'allontanamento, tant'è che poi cito sempre Berlinguer dice che non può esserci sviluppo del socialismo di qualsiasi esperienza senza la cornice democratica. Nell'85 mi capitò di andare a Berlino privatamente a trovare un amico scenografo a Berlino Est che lavorava all'Opera di Stato, al Berliner Ensemble. E mi capitò di attraversare più di qualche volta il muro. Una cosa traumatica. Significava passare fisicamente da un mondo occidentale esasperato, era già pieno di turchi tra l'altro Berlino a metà degli anni 80, migranti pieno di luci, turchi, pieno di gallerie, pieno di benessere, nel cuore di un paese dove se andavi in macchina dovevi fare un'autostrada che era ancora l'autostrada fatta dai nazisti, fatta con i lastroni di cemento, e passavi a Berlino Est, sembrava che la guerra fosse finita la settimana prima. Macerie, i mucchi di carbone lasciati per le strade perché la gente li andasse a prendere, e negli androni delle case sopravvissute degli anni 30, meravigliose perché Berlino era una città meravigliosa, negli androni c'erano i gabinetti a cielo aperto, la gente era talmente abbruttita che adoperava gli androni per fare i propri bisogni. Di negozi non ne parliamo e così via. Questo per dire, al di là delle notizie che dato, di cosa era questa separazione artificiale costituita dal muro. E non si può dividere una cultura, una sensibilità, una storia. Ci sarà stata la ragione che i tedeschi erano stati con i nazisti, ma questa non può essere una colpa che si riproduce in eterno. Era il segno di un modo di intendere le cose che sarebbe esploso. Per arrivare alla fine della domanda, l'Unione Sovietica come è scomparsa? Con una rivoluzione? Con una guerra? No, è scomparsa, si è autodissolta, è scomparsa nel niente, sotto il tentativo pacifico, straordinario, ma incapace di trovare soluzione, di quell'unico personaggio che era Gorbaciov, aiutato da pochi collaboratori, perché la riforma di Gorbaciov è finita in mano a Yeltsin, che arringava le folle dal carro armato di fronte al Parlamento e che poi trovò come degno successore quel Putin di cui parliamo adesso. Ma vediamo che la storia si ripete, diciamo, e passiamo al prossimo contributo. L'Unione Sovietica, l'utile nemico, è una visione un po' diversa, nel senso che approfittare degli errori degli altri naturalmente giova a chi lo fa. I sovietici da alleati a utili nemici. Chi ha pagato il prezzo più alto in termini di vite umane tra gli alleati nella Seconda Guerra Mondiale? Da una parte ci sono i 27 milioni di morti lasciati sul terreno dai sovietici tra soldati e civili, dall'altra le vittime degli alleati, 413.000 americani con 20.000 morti solo nello sbarco in Normandia e i 365.000 degli inglesi.
Strategie belliche diverse. Gli americani, che avevano un impegno in termini di uomini certamente inferiore ai sovietici, bombardavano prima di far avanzare le truppe e anche una volta sbarcati in Europa nel 1944 aspettarono che Stalin avanzasse verso Berlino prima di muoversi. Del resto, all'inizio del conflitto per Stati Uniti e Germania i nemici in Europa erano due, i nazisti e i comunisti. La strategia messa in campo era stata quella di finanziare il nazismo e di sostenerlo affinché sovietici e tedeschi si facessero fuori tra di loro. E sarà quello che accade, perché malgrado il patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop, le cose cambiarono rapidamente quando Hitler nel 1941 iniziò l'invasione dell'Unione Sovietica spingendosi verso est alla ricerca del petrolio. Stalin aveva invitato l'allora generale Eisenhower a incontrarsi insieme a Berlino il giorno della vittoria, ma il futuro presidente americano rispose che si sarebbero probabilmente incontrati altrove. Un messaggio chiaro di quale fosse la strategia americana per far fare il grosso del lavoro ai sovietici, risparmiando le vite dei soldati americani. Alla fine saranno proprio i sovietici ad arrivare per primi a Berlino e a varcare i cancelli dei campi di sterminio nazisti. Vinta la guerra e sconfitto il nazismo, Stalin diventerà però il nuovo nemico dell'Occidente. Ma i paesi sono talmente sfiancati dalla guerra che non ne nascerà un nuovo conflitto, ma ci si inventerà la guerra fredda. Ci si affronta, ma senza spararsi direttamente. Successivamente, con la morte di Stalin, ufficialmente per un ictus, ma nella realtà eliminato da Khrushchev, Mosca cercherà di avvicinarsi all'Occidente. Salito al potere, Khrushchev apre al mondo esterno, andrà in visita negli Stati Uniti per ribadire: noi non siamo più quelli di prima. La mossa però non sortisce l'effetto sperato e i rapporti con Washington non miglioreranno. Gli Stati Uniti manterranno le distanze anche dopo l'attivazione della linea rossa diretta Casa Bianca-Cremlino dopo la crisi dei missili di Cuba del 1962. Così, malgrado periodi di distensione, l'Unione Sovietica resterà sempre il nemico fino al 1991 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la fine della guerra fredda. Un nemico indispensabile per gli Stati Uniti, utile per giustificare la corsa agli armamenti, alimentando un'economia di guerra che non conoscerà crisi e che continua a produrre grandi profitti anche oggi. Professor Lucconi, come si può interpretare? Cosa abbiamo imparato noi da tutta questa vicenda storica che risale ormai a 50 anni fa, 60, 70 anni fa, dove questo schieramento che abbiamo visto anche nel contributo che abbiamo mandato in onda non è servito a niente. C'era sfilate di carri armati, sfilate di missili, dimostrazioni di potenza e la gente invece stava male in Unione Sovietica e non riusciva a mangiare, aveva l'indispensabile, ma non più di quello che era indispensabile. Allora, è possibile che l'uomo non riesca a trovare strade alternative e si fossilizzi uno nel mondo capitalista e l'altro invece nel mondo sociale comunista? Prego, professore. Dunque, il filmato allude a un fatto e lo dice anche quasi esplicitamente, ovvero sia che il riarmo è stato a lungo un volano della crescita degli Stati Uniti. Ricordo che nel 1938, l'anno prima che la Seconda Guerra Mondiale scoppiasse in Europa, negli Stati Uniti c'erano ancora circa 7 milioni e mezzo, 8 milioni di disoccupati e quindi, nonostante l'impegno di Roosevelt, il New Deal non stava funzionando per far uscire il paese dalla depressione degli anni 30. È la corsa agli armamenti nel momento in cui gli Stati Uniti sono neutrali ma inviano forniture militari agli avversari della Germania prima, della Germania e dell'Italia successivamente, che consente all'economia di tornare a crescere, azzera quasi la disoccupazione, quindi crea un precedente che poi viene applicato in maniera sistematica a partire dal secondo dopoguerra. Detto banalmente, forse in maniera ipersintetica, gli Stati Uniti hanno sempre avuto bisogno di un nemico per giustificare le spese militari e le spese militari sono state indispensabili per assicurare una relativa prosperità
al popolo statunitense. Se ricordiamo la famosa domanda del maresciallo Goering: volete burro oppure volete i cannoni? Gli Stati Uniti dimostrano la compatibilità tra burro e cannoni, o meglio ancora, dimostrano che senza i cannoni non è possibile avere il burro. Dall'altra parte del muro invece si tirava la cinghia. Questo prima di Khrushchev se n'era già accorto Malenkov, perché Malenkov, che è saltato un po' per esigenza chiaramente di sintesi nel filmato, è il primo leader post-staliniano, e quando va al potere nel 1953 Malenkov si rende conto che il consenso del regime sovietico è in crisi, perché l'economia punta tutto sull'industria pesante, sull'industria degli armamenti, non sull'industria leggera, non sui consumi che invece potrebbero essere utilizzati per creare consenso alla leadership sovietica. Di qui la sua proposta di coesistenza pacifica che anticipa Khrushchev, ma che viene ignorata da Eisenhower e tacciata di iniziativa propagandistica per impedire il riarmo della Germania occidentale. Più in generale, però, quello che ci insegnano i decenni della guerra fredda è l'importanza del pragmatismo. Cioè, nonostante questi due sistemi fossero ideologicamente, politicamente, socialmente, economicamente incompatibili, non sono mai arrivati a scatenare una guerra di ampie proporzioni, una terza guerra mondiale che avrebbe provocato la scomparsa dell'umanità. Ci sarebbe stato un olocausto nucleare. Ci sono stati dei momenti in cui la guerra fredda è diventata calda, penso alla guerra di Corea, penso alla guerra del Vietnam, penso a una serie di guerre civili nell'Africa subsahariana dopo la decolonizzazione del Portogallo. Però i due leader dei due grandi schieramenti sono sempre riusciti a trovare una mediazione. L'esempio paradigmatico, direi scolastico e manualistico, è quello della crisi dei missili di Cuba nell'ottobre del 1962, quando sembrava che stesse per scoppiare la terza guerra mondiale, ma alla fine Kennedy e Khrushchev riuscirono a trovare un accordo molto complesso, con una parte pubblica e una parte riservata, che comunque scongiurò questa eventualità. Quindi, nonostante la guerra fredda, la diplomazia tra il 1945 e il 1989 o 91 o 87, ci possiamo divertire nello stabilire il momento di conclusione della guerra fredda, di fatto ha funzionato. E questa direi che è la grande lezione di questo periodo, che effettivamente ha creato vittime, ha creato morti, ma è riuscito a prevenire una guerra di grandissime proporzioni. Questa diplomazia invece, per venire all'oggi, sembra essersi ritrovata con le armi molto spuntate, quindi forse sarebbe opportuno ispirarsi al passato e alla capacità di pragmatismo dei leader della guerra fredda. Forse allora c'era ancora memoria della guerra calda. Oggi queste generazioni non la ricordano, se non come un racconto, un aneddoto storico, ma chi l'ha vissuta sa cos'è stato, e quindi tutti erano assolutamente d'accordo di non arrivare a un ulteriore scontro. Sì, questo lo si vede anche a livello di narrazione pubblica. Certo. Leggiamo e apprendiamo dai media che il conflitto in Ucraina sarebbe il primo conflitto in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma questo significa dimenticarsi quello che è successo nella ex Jugoslavia, la guerra civile in Bosnia, il Kosovo. C'è una rimozione alla quale i media hanno, dato il loro contributo. Non è che voglia prendere le difese degli storici, ma forse a volte gli storici possono
aiutare a rendersi conto di quelli che sono stati i drammi del passato e magari dare qualche dritta su come cercare di evitare drammi futuri e drammi presenti. La guerra insegna, anzi la guerra deve insegnare, ma diciamo che la guerra fredda era a svantaggio dell'Unione Sovietica per un altro motivo, per una questione economica. Mentre l'economia di guerra in America era uno sviluppo economico di un certo tipo, e abbiamo le guerre di scacchiere, quindi come diceva lei giustamente, la prima è la Corea, poi il Vietnam, poi abbiamo la guerra fino alla guerra di Libia, abbiamo l'Iraq, abbiamo Khomeini, che anche quello è un conflitto per fortuna che si è fermato, eccetera, ma questo sviluppava un'economia. L'Unione Sovietica no. La produzione di armamenti bellici impoverisce perché non c'è il meccanismo liberista dove il denaro crea ricchezza, crea il burro che naturalmente poi crea di nuovo la possibilità di armarsi e a sua volta crea reddito. E questo è stato il limite che l'Unione Sovietica non ha mai capito e soprattutto l'intelligenza del singolo è sempre inferiore all'intelligenza della collettività. Sì, forse Gorbaciov l'aveva compreso, però sì, era arrivato troppo tardi per rimettere in sesto l'economia sovietica. Gorbaciov usciva dalla guerra di Stalingrado, dalle battaglie di Stalingrado, e quindi aveva visto in faccia cos'era la guerra e aveva capito che certe cose bisogna metterle da parte, comunque sia la volontà di avere sempre ragione perché io sono dalla parte giusta è l'unica maniera per creare i conflitti. Allora passiamo alla prossima contributo. L'Unione Sovietica, l'utile nemico. No, è quello proprio su Gorbaciov. Gorbaciov è la dissoluzione sovietica, così ripercorriamo questo periodo storico che ci porta poi appunto fino all'arrivo di Putin. Gorbaciov viene eletto capo del Partito Comunista Sovietico nel 1985 ed eredita un paese bloccato dalla burocrazia e con una politica incapace di dare sviluppo all'economia. Glasnost, trasparenza, perestroika, ricostruzione e uskurenie, accelerazione, furono le parole d'ordine con cui Mikhail Gorbaciov si proponeva di riformare il socialismo sovietico. Dopo decenni in cui il regime aveva gestito l'informazione tenendo nascosta la realtà, Gorbaciov si proponeva di rendere la comunicazione più trasparente, concedendo maggiore libertà di espressione. Perestroika, la ricostruzione, era il piano di riforme che dovevano rendere il sistema economico sovietico più moderno, introducendo elementi dell'economia di mercato e lasciando più autonomia alle imprese. Uskurenie invece indicava l'esigenza di accelerare la produzione per recuperare le distanze che separavano l'Unione Sovietica dall'Occidente. La politica riformista di Gorbaciov ebbe però degli effetti collaterali pesanti per il regime. Le repubbliche socialiste chiedevano maggiore indipendenza e c'erano gravi problemi sociali come l'alcolismo che avevano assunto dimensioni preoccupanti. La maggiore libertà di espressione provocò un aumento del desiderio di indipendenza in tutte le repubbliche socialiste. Anche il controllo militare sovietico degli stati satellite fu alleggerito. Nel 1989, dopo 10 anni di conflitto, furono ritirate le truppe dall'Afghanistan e lo stesso anno, con il presidente USA George W. Bush, Gorbaciov dichiarava la fine della guerra fredda. Tra il 1989 e il 1991 cadranno tutti i regimi satelliti dell'URSS e crollerà il simbolo della guerra fredda, il muro di Berlino. Dal Baltico al Caucaso il territorio sovietico è attraversato dalla spinta secessionista. Il 12 giugno 1991 Boris Eltsin, battendo il candidato comunista, viene eletto presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa. A Mosca, però, gli apparati
apparati dello Stato non cedono. Nell'agosto del 1991 esponenti del Partito Comunista, del governo e delle forze armate tentano il colpo di Stato, scendendo in piazza per rovesciare Gorbaciov e riprendere il potere. Ma il tentativo fallisce. È Boris Eltsin a guidare la resistenza. L'8 dicembre 1991 l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il paese più grande del mondo, cessa di esistere quando i leader di Russia, Ucraina e Bielorussia firmano l'accordo per la dissoluzione. La sera del 25 dicembre 1991 Gorbaciov rassegna le dimissioni da presidente dell'Unione Sovietica in diretta televisiva e passa i poteri e l'archivio presidenziale al presidente della Russia Eltsin. La bandiera dell'Unione Sovietica sopra il Cremlino di Mosca viene ammainata e sostituita con il tricolore russo. Finiva un'epoca e iniziava un periodo di enormi privazioni per milioni di persone che non avevano più alcun punto di riferimento. L'economia del paese era allo sbando, l'inflazione altissima e le finanze pubbliche allo sfascio. Lo Stato non riusciva più a pagare gli stipendi agli impiegati pubblici. Il paese non era più alla portata dei suoi abitanti. Ecco, Elio Armano, come hai vissuto, com'è la tua esperienza di quell'epoca quando scompare apparentemente, perché poi vediamo che c'è un ritorno, un rigurgito all'Unione, diciamo, non socialista, ma comunque un rigurgito alla ricomposizione di una Russia federalista, eccetera. Come hai vissuto quell'epoca? Ho vissuto come abbiamo vissuto tutti noi che sì, certo, eravamo al mondo e maggiorenni e vaccinati a quel tempo, come il consumarsi di una grande tragedia prima di tutto umana, materiale, esistenziale di tutte quelle popolazioni che abbiamo visto anche nel filmato. Ma dietro questa dissoluzione c'era anche la consapevolezza di qualcosa di ineluttabile, almeno per quanto mi riguarda. Per la verità neanche ai tempi del 68, quando ero protagonista del movimento studentesco, almeno dalle mie parti, avevo mai guardato all'Unione Sovietica come un punto di riferimento ideale o culturale. Erano gli anni in cui altri paesi avevano questa prerogativa, che ne so, Cuba o Cina, la Cina maoista, la cosiddetta rivoluzione culturale. A me, anche da ragazzo, la Russia era sempre sembrata un paese grigio, privo di partecipazione popolare, governato da un sistema ottusamente burocratico. Era probabilmente qualcosa di stereotipato, non era esattamente così. Dietro c'era il grande successo che aveva avuto, lo abbiamo ricordato all'inizio di questa trasmissione, il popolo sovietico e i suoi dirigenti, indiscutibilmente nella grande guerra contro il nazifascismo, perché altrimenti non si sarebbe capito il grande numero di vittime, i successi che ci sono stati, la partecipazione che c'era. Io ricordo dei filmati dove Stalin, quello Stalin che aveva fatto fuori un sacco di bolscevichi della prima ora e che aveva preso il potere, che aveva liquidato i generali prima dell'aggressione nazista, i generali che non erano omogenei al suo pensiero, era quello Stalin che aveva fatto quel comizio sotto la metropolitana, all'interno della metropolitana di Mosca, e aveva chiamato tutti alla grande guerra patriottica. Ma da allora erano passati decenni e il paese si era via via esaurito. Non aveva prodotto il cosiddetto burro, ma neanche le cose più semplici per una vita decorosa. In quel famoso viaggio dell'85, erano i tempi degli anni 70, erano i tempi di Brezhnev, e avevo toccato questo mondo impoverito e privo di partecipazione. Cioè, laddove non c'è la partecipazione popolare, laddove non c'è la politica vera rappresentata dal pluralismo
dei partiti, e lì non c'era il pluralismo dei partiti, c'era la logica del partito unico che era diventato una casta di privilegiati, come i negozi che erano fatti solo per la casta o per i turisti. Laddove non c'è tutto questo, nessun grande paese può stare insieme, e lì ci fu l'implosione verticale, la dissoluzione, quindi non è stata una sorpresa, è stato un tragico toccare con mano di una grande pagina, perché l'Unione Sovietica, la rivoluzione d'ottobre è stata, lo dobbiamo ricordare anche adesso, guai cancellare la storia, un grande tentativo che ha spostato in avanti molti confini, ma si è sciolta perché non aveva più questa sua forza, questa sua capacità di poggiarsi sulle grandi masse popolari che l'hanno abbandonata, come il progetto di Gorbaciov lo sta a dimostrare, lo ha dimostrato il filmato. Gorbaciov era un illuminista, uno che credeva in questa possibilità estrema di una resurrezione del sistema, ma che era segnato dai decenni precedenti. E tutto mentre non era cresciuto in Occidente, a proposito dell'Ucraina, un tessuto capace di costruire quel nuovo ordine internazionale che si era spezzato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dov'è il nuovo ordine internazionale adesso? Come l'Occidente, il cosiddetto mondo libero, ha insegnato, ha aiutato la Russia, tant'è che addirittura, sentito con le nostre orecchie il giorno prima della guerra da Putin ha attribuito tutte le responsabilità al regime sovietista, alle decisioni di Lenin di avere fatto le repubbliche indipendenti e autonome perché obbediva alla regola comunista d'antan dell'autodeterminazione dei popoli, e lì ha dichiarato, ha messo in luce la sua faccia autoritaria, zarista, che appartiene ad una Russia che non appartiene al presente, appartiene al passato, con i guai che tutto questo scatena per tutti noi, perché noi, lasciatemi dire un'altra cosa, il tempo vola, non siamo stati capaci di fare il nostro mestiere occidentale neanche in casa nostra. Non solo non abbiamo costruito un mattone che vada in direzione degli Stati Uniti d'Europa, ma ci siamo limitati solo all'euro, alla moneta unica, ma non abbiamo costruito sistemi integrati degni di questo nome, dall'informazione all'esercito, alla giustizia, alla sanità, come abbiamo visto con il virus. Quindi stiamo pagando questo scotto, e Putin ha giocato, speriamo si bruci le mani, ha giocato su questa debolezza, ha giocato sulla incapacità di allargare il grande campo che si era aperto dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Sì, però c'è un fatto, che noi siamo eredi della nostra storia ed è difficile uscirne, perché con noi c'è la nostra memoria, c'è un'unità d'Italia, c'è un'unità della Prussia prima e poi della Germania, che rimane sempre come una forma genetica di un popolo. E soprattutto una cosa, usiamo troppo spesso la parola ma non andiamo ai fatti. La maggior parte di queste persone che tu hai citato e che citeremo più avanti sono delle persone ignoranti, al di là delle ideologie non sanno fare nulla. E siccome non sanno fare nulla diventano violenti. Io ho parlato dell'implosione della politica, del sistema della politica in quella che era l'Unione Sovietica. Sì, ma se dovessimo parlare del nostro paese, sono già parecchi anni che l'Italia non ha più la politica. Siamo bravissimi a parlare contro i politici che hanno la colpa di tutto, ma i politici non ci sono più, non c'è più la politica con la P maiuscola. Allora, scusa. Io citerei invece un detto: se non sai insegna, se ti va male mettiti in politica, no?
Oppure fai il giornalista. O fai il giornalista. Allora il problema è molto... Il fatto però che l'Occidente ha perso una grandissima opportunità nel decennio tra lo scioglimento dell'Unione Sovietica e gli attacchi alle Torri Gemelle che hanno messo in discussione il primato degli Stati Uniti per democratizzare o aiutare la crescita democratica nei paesi che uscivano dal totalitarismo comunista. Quello che è premuto all'Occidente e in particolare agli Stati Uniti è stata la diffusione del liberismo economico, cioè si è giocato questo decennio soltanto sul piano della integrazione dei mercati, perché andava benissimo alle corporation statunitensi, e si è finito poi per accentuare anche i problemi dell'Europa orientale, certo, e della ex Unione Sovietica. Cioè nel momento in cui quasi di punto in bianco Yeltsin ha introdotto l'economia di mercato che Gorbaciov aveva immesso proprio con il contagocce, la gente si è ritrovata senza lo Stato sociale, e questo ha poi alimentato tutta una serie di rivalse che spiegano in buona dose l'attuale nazionalismo dei russi, perché la Russia non è San Pietroburgo e Mosca, la Russia è anche le campagne, la provincia in cui Putin, senza bisogno di usare la forza, l'intimidazione o i brogli, continua a godere di un largo seguito, perché sembra il vendicatore di tutti i mali che il popolo russo ha subito nell'ultimo ventennio. Allora sì, è vero, difatti chi parla bene di solito poi agisce male, e l'abbiamo visto in tutte le occasioni. Ma soprattutto c'è una cosa, c'è la classe... Allora, l'Unione Sovietica nasce alle radici nello zarismo e non può cambiare di colpo, perché non è in grado di farlo, e anche perché subito dopo succede la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è un problema economico che non riesce a superare. Stalin non capisce niente di economia, ha soltanto alcune idee e le impone facendo un macello anche tra coloro che volevano eventualmente aiutarlo, quindi è un politico suicida, come spesso succede, abbiamo visto con gli altri, con Mussolini, con Hitler, eccetera, quando questi hanno poche idee e estremamente confuse. Gli americani hanno un sistema economico totalmente diverso, sono più avanzati in questo senso, perché non è il governo o lo Stato che dona ai cittadini, sono i cittadini che creano la ricchezza dello Stato, e questo è il Fordismo, che viene importato anche in Italia. Noi abbiamo scoperto che è meglio non ammazzare la gente, perché se no ammazza il mercato. Discorso molto semplice, Questo non l'hanno capito gli altri, perché il cittadino in Unione Sovietica non esiste, non ha potere di acquisto, perché l'economia è totalmente sovvertita. Allora vengono fuori i 100 bracci destri di Putin, che poi fanno i disastri che fanno, perché sono pieni di soldi, ma non sanno investire in un'economia, e quindi il problema si blocca. E questo blocco naturalmente crea che cosa? Una debolezza economica, dove stati ben organizzati, dove le banche funzionano, per carità, a modo loro, ma comunque funzionano, non esistono in Unione Sovietica. Questo stanno imparando adesso, ma dovevano imparare all'indomani della caduta dello zar, ma c'era una guerra in corso. Subito dopo si cerca di riorganizzare, ma non c'è cultura di economia libera, e quindi si continua a insistere che lo Stato, una nomenclatura, deve gestire il potere per poi dare, diciamo, far beneficiare di questo potere anche i cittadini. Però se muoiono o se sono vivi non cambia niente, perché sono un peso per lo Stato, possono essere utilizzati e basta. Prima questo è il concetto, al di là, questo è giustificato soltanto da una cosa, da un'ideologia.
un'ideologia di sinistra e un'ideologia di destra, e la destra ne ha la capacità di approfittarne di questo. Diverso è l'evoluzione della Cina, per carità, con tutti i difetti che ha, però è riuscita a creare un meccanismo di competizione economica a livello interno, ma soprattutto a livello esterno, che ha portato la Cina oggi ad essere uno dei leader dell'economia mondiale. Se la Cina si ferma, abbiamo visto solo con le mascherine che siamo fritti. Ecco, allora al di là di quelli che sono gli errori, sono i personaggi che non esistono. Stalin non esiste come personaggio, che poi abbia avuto il potere di fare quello che ha fatto, ma a livello di organizzare uno Stato diverso, assolutamente non è riuscito a fare nulla. E tutti i successori ereditano dal passato, né più né meno come fanno i tedeschi, e lo stanno facendo ancora i tedeschi. Non è che si sono fermati, mettono davanti una bella signora, una simpatica signora che ci racconterà con gentilezza tutte le cose, non alzerà più la mano, però diciamo che un'armata nazista in Ucraina esiste ed è una delle cose più pericolose, perché mi fa rabbrividire. Professore, cosa ne pensa? Sì, dunque la cosa è molto complessa. Lei ha opportunamente chiamato in causa la Repubblica Popolare Cinese, che paradossalmente è fra le grandi potenze quella che maggiormente ha saputo sfruttare a proprio vantaggio la globalizzazione, perché nonostante tutti gli strali che sono stati lanciati contro Pechino, penso a Trump, ma penso anche a Biden, che ha fatto la campagna elettorale del 2020 in termini molto trumpisti, gridando ai 420 lo slogan Buy American, ma la Cina è riuscita a integrare perfettamente la sua economia con quella statunitense. Non soltanto controlla circa il 25% del debito pubblico federale che sta nelle sue banche, ma serve anche per produrre quei beni di consumo a basso costo che consentono alla popolazione statunitense di raggiungere il tenore di vita del ceto medio con una spesa relativamente contenuta. Io ho l'impressione che è proprio Pechino tra le potenze quella che rischia di perdere di più dal conflitto in Ucraina, nonostante le ultime dichiarazioni di Xi Jinping molto anti-Occidente, molto anti-NATO, perché la rottura della globalizzazione, che potrebbe essere una delle conseguenze del conflitto in Ucraina, sarebbe uno sviluppo dal quale soprattutto la Repubblica Popolare Cinese uscirebbe penalizzata. E forse il possibile ruolo di mediatore del conflitto da parte di Xi Jinping è proprio legato al tentativo di consolidare l'esistente per non veder precipitare da un punto di vista economico la Repubblica Popolare Cinese. Certo, e noi abbiamo un capital comunismo. La Cina è riuscita a fondere un capitalismo occidentale con un'ideologia comunista. Come andrà avanti, quali saranno gli sviluppi, naturalmente nessuno lo sa, perché è il primo esempio di questo genere. Ma la Cina sta utilizzando la sua economia per colonizzare il mondo, perché sta colonizzando una parte dell'Oriente, ma sta colonizzando anche l'Africa. Sì, ed è una colonizzazione molto capitalistica, nel senso che Pechino non è più interessata all'esportazione del comunismo, pur avendo mantenuto il partito unico, è interessata ad accaparrarsi mercati e soprattutto risorse, fonti energetiche per sostenere la sua crescita. Ma la Cina ha imparato dall'America, perché ricordiamoci che quello che sta succedendo adesso in Ucraina, con tutta la storia che abbiamo raccontato, è successo a un presidente americano quando c'è stata la guerra di secessione. Una parte
degli stati americani voleva dividere gli Stati Uniti, no? Sotto la spinta degli inglesi inizialmente, che volevano carpire, perché il sud era ricco a quell'epoca e il nord invece aveva delle difficoltà, no? E quindi questa situazione si sta ripetendo da un'altra parte in un momento di difficoltà. Gli Stati Uniti sono riusciti a risolvere il problema e riunificare gli stati, e l'Inghilterra naturalmente ha cambiato politica, perché dalla politica di divisione del sud è passata alla politica del nord per guadagnare molto di più, sacrificando il cotone a vantaggio della transoceanica, che era la ferrovia che univa il Pacifico con l'Atlantico, e questo è stato il capovolgimento. Ma era un'altra epoca, lo svolgimento era fatto in un'altra maniera. Oggi si vuole rompere la Russia, perché se noi togliamo, e non per dar ragione a Putin, ma se noi togliamo tutta quell'area che viene chiamata Ucraina o sotto l'influenza ucraina, la Russia rimane accecata, non ha più un porto aperto, e quindi credo che chiunque si trovi in questa maniera abbia, non dico ragione, ma comunque abbia un problema molto serio di responsabilità nei confronti di una nazione fatta in quella maniera. Mio padre mi diceva sempre che la Russia non potrà mai essere se non così, perché è troppo grande ed è ingestibile. Quindi gli zar che hanno creato la Russia, perché la colpa è stata degli zar, talmente grande e talmente immensa che oggi, ancora oggi, pur avendo i mezzi di comunicazione, non è possibile unificarla e mantenerla tutta sotto controllo, perché il mondo sta cambiando rapidamente. Sì, ma infatti io non penso Prego. che Putin si voglia annettere tutta l'Ucraina, a parte il Donbass. Quello a cui punta è la formazione di un governo fantoccio filo russo, cosa che in passato ha già tentato. Penso per esempio al problema di Yanukovych e di Poroshenko tra il 2013 e il 2014, quando è stato, diciamo così, portato dalla parte di Mosca il presidente allora in carica Yanukovych, con tutta una serie di concessioni, soprattutto di forniture di gas alla Ucraina, con una posizione però che non è stata condivisa dal popolo ucraino, che poi ha portato al potere Poroshenko. Gas gioca molto in questi sviluppi recenti, e da questo punto di vista l'Occidente ancora una volta si è mostrato diviso, perché Biden ha già sospeso le importazioni di gas dalla Russia. L'Unione Europea, se leggiamo le dichiarazioni di Ursula von der Leyen ieri, pensa di rendere indipendente l'Unione Europea dalle forniture russe nel 2027. Ecco, mi sembra un po' lontano rispetto all'impellenza della crisi ucraina. Certo. E va anche tenuto conto di un altro aspetto, ovvero sia che i governanti sovietici prima e russi successivamente hanno sempre interpretato l'arretramento dei paesi occidentali come un segno di debolezza. Quindi la ritirata caotica degli Stati Uniti dall'Afghanistan alla metà di agosto dell'anno scorso ha sicuramente contribuito ad alimentare l'espansionismo putiniano, così come in passato, durante l'amministrazione Obama, di cui ricordo Joe Biden era il vicepresidente, l'aver coinvolto la Russia di Putin nella crisi siriana è stato ulteriormente considerato un elemento di debolezza. Non a caso, subito dopo c'è stata l'annessione della Crimea e il coinvolgimento diretto della Russia nel Donbass. Quindi quello che intendo dire è che l'Occidente ha una sua buona dose di responsabilità
in quello che abbiamo vissuto negli ultimi 10 giorni, e la frammentarietà dell'Occidente da questo punto di vista è una sorta di invito a nozze all'espansionismo russo. Certamente, certamente. Io ho avuto un colloquio ieri sera con un collega giornalista georgiano. Il timore della Georgia è che se finisce positivamente questo conflitto in Ucraina, Putin punterà verso il Caucaso. Beh, certo, c'è già stato un precedente nell'agosto del 2008, seppure per pochi giorni c'è stato un conflitto tra la Russia al tempo e la Georgia. Poi Sarkozy riuscì a architettare una mediazione nel giro di pochi giorni. La guerra, se non ricordo male, è durata come sì, combattimenti è durata circa una settimana, ma quindi una proiezione verso la Georgia, sfruttando il caso dell'Ossetia meridionale e dell'Abkhazia, c'è già stata. Quindi certo. Debolezza sull'Ucraina rischia di creare un effetto domino, che però, per tornare alla Repubblica Popolare Cinese, potrebbe avere anche delle ripercussioni nel Pacifico. Cioè, se l'Occidente lascia spazio a Putin in Ucraina, allora Pechino si può sentire legittimata, autorizzata, o comunque può giocare su un fattore di passività da parte del resto del mondo sulla questione di Taiwan, che Pechino continua a ritenere una provincia della Cina e non come uno Stato sovrano e indipendente. Certo, bene, certo. Allora a questo punto rimandiamo alla prossima settimana. Questo, e parleremo. Beh, torneremo chiaramente a parlare di Ucraina, sperando di avere delle notizie migliori rispetto a quelle che abbiamo dato questa sera. Poi affronteremo anche un altro tema, in parte collegato all'influenza americana in Occidente, perché parleremo del rapimento di Aldo Moro. Sì, e avremo con noi una storica che recentemente ha pubblicato appunto il Lodo Moro, certo, dove emergono una serie di cose che sono molto interessanti, perché poi queste democrazie di facciata spesso dietro hanno dei serpenti che si muovono in maniera, un po' preoccupante. Certo. Parliamo di Moro e parliamo delle ultime novità sul tema. Certo, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, il professor Stefano Luconi, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Grazie professore. Io ringrazio nuovamente voi per l'invito. Certo. E grazie anche a Elio Ormano, scultore, ex politico veneto, per la sua presenza, per la sua partecipazione e per il contributo che ha dato a questa serata. Grazie. Invece per i telespettatori questa sera velocemente ricordiamo le figure di Patrick Zaki, di Julian Assange e di Aung San Suu Kyi. Per il momento le loro posizioni sono in stand-by, non ci sono novità particolari. Ricordiamo per Patrick Zaki la prossima udienza, il processo il 6 di aprile prossimo, per Julian Assange e per Aung San Suu Kyi invece anche loro sono in attesa di novità, tra virgolette, da un punto di vista giuridico. Purtroppo sono 3 persone che restano ancora in una condizione di, possiamo dire, violazione dei loro diritti, e per i quali continueremo a ribadire la necessità di avere giustizia e di una loro liberazione. Bene, ci fermiamo qui. Grazie ancora per essere stati con noi. Appuntamento venerdì prossimo alle ore 21. TV7 Match. Buonanotte a tutti.